centro floricolo orticolo di Po di Tramontana di Veneto Agricoltura è sito nel delta del Po, nel comune di Rosolina. La sua attività è incentrata su sperimentazione e prove varietali. In questo periodo di tarda primavera il Centro Sperimentale Po di Tramontana sta lavorando su diversi fronti. Partiamo col floricolo petunie, prova varietale di un centinaio e oltre varietà di diversi colori, e adesso è conclusa la prova di coltivazione in serra e stiamo praticamente passando le migliori varietà, le invasiamo su delle ciotole per fare appunto la prova di resistenza agli agenti atmosferici. Passiamo al settore orticolo, prove varietali, solanacee, quindi non può mancare come Regione Veneto il pomodoro. Nella tipologia cuori di bue abbiamo 42 varietà di questa tipologia, un'altra quarantina di tipologie minori, però iniziano a essere importanti sia per la grande distribuzione che per la vendita al dettaglio. Parliamo di ciliegini e di datterini, fino ad arrivare a una prova di tecnica di coltivazione, quindi l'uso, il test di portinnesti con resistenza e tolleranze delle principali patologie del terreno, in cui abbiamo innestato un'unica varietà di cuori di bue. Fino a passare al peperone, un'altra solanacea importante in ascesa per la regione Veneto, peperone rosso e giallo nelle tipologie mezzo lungo e 3/4 lungo. Abbiamo 25 varietà di rosso e 22 di giallo. Prova anche qui varietale ma abbinata a tecnica di coltivazione con portinnesti, fino ad arrivare al cetriolo, sempre in coltura protetta, dove anche qui abbiamo diverse varietà di cetriolo spinato classico, circa 22 cm a buccia scura. Conservazione e tutela del germoplasma autoctono veneto, uguale biodiversità. Questo lavoro molto importante per la regione, in particolare nel progetto Bionet siamo andati a lavorare per 2 anni consecutivi sull'asparago montine, asparago selvatico coltivato, e sul pomodoro nasone. E quindi chiudendo tutti lavori molto importanti, molto particolari a servizio dei produttori. Ma Veneto Agricoltura, attraverso il suo centro Po di Tramontana, porta avanti anche un'interessante attività di prova varietale sulle lattughe, e quindi ci siamo spostati a Lusia, in provincia di Rovigo, famoso centro orticolo, proprio per vedere le prove di Veneto Agricoltura. Infatti, proprio per l'interesse dei produttori che sono associati al consorzio dell'insalata di Lusia IGP, questo lavoro è fondamentale. Ormai è da 5 anni che facciamo questo, per andare a selezionare le varietà che rispondono di più all'idiotipo dell'IGP stesso. Quindi indicazioni produttive per quanto riguarda la quantità, per quanto riguarda la qualità estetica, anche il gusto. Nel passato abbiamo fatto prove organolettiche, ma soprattutto in questi ultimi anni sulle resistenze e tolleranze alle malattie, che può essere la fusariosi, ma che può essere la bremia. Quindi sempre indicazioni fondamentali per il lavoro sempre più duro dei produttori orticoli veneti, e in questo caso di Lusia. La collaborazione tra Veneto Agricoltura e il consorzio dell'insalata di Lusia IGP sulle prove varietali è ormai consolidato da alcuni anni, e per noi è indispensabile, proprio è il modo per poter capire che varietà ci servono per il futuro per l'insalata di Lusia IGP. Perché è importante avere delle varietà sempre più all'avanguardia per avere un'insalata che sia all'altezza della qualità, della salubrità del terreno, perché il consumatore richiede sempre un qualcosa di più salubre, e quindi noi del consorzio è nostro dovere ricercare le varietà più resistenti a tutte le malattie per poter poi avere una materia prima salubre.